E cari amici, qui da Sanremo ci sono tantissimi artisti che girano, che propongono nuovi lavori, nuovi progetti e per il nostro spazio Artisti in Vetrina quest'oggi ho incontrato una bravissima artista, il suo nome è Alesia, benvenuta, ciao Alesia, Ciao Paola e a tutti i vostri ascoltatori, un bacio. che ci racconta di questo nuovo progetto che non è il primo, è un nuovo singolo dal titolo Vertigine e che adesso ci racconterai proprio Alesia, intanto come nasce Alesia? Allora, diciamo che Alesia è il diminutivo di Alessandra, sarebbe Ale, perché in Emilia mi chiamano tutti così. Poi ho detto, dai, visto che mi ci vuole un nome d'arte, ho inventato Alesia, che più o meno viene anche da Malesia, nel senso mi è venuta questa idea così e devo dirti che è piaciuta molto, perché è un nome corto, si ricorda abbastanza bene ed è anche un po' originale. Ecco, parlando di Vertigine, Vertigine fa pensare a tantissime cose, ecco, in questo contesto specifico, a cosa fa pensare e qual è la tua sensazione riguardo proprio Vertigine? Allora, io l'ho scritto in un momento molto particolare della mia vita perché ero innamorata. Quindi quando sei innamorata scrivi qualsiasi cosa, nel senso anche proprio a livello, è un'emozione talmente forte che ho voluto descriverlo facendo anche un video al Palaghiaccio di Fanano, che è sull'Appennino modenese, dove due ragazzi si incontrano sulla pista di ghiaccio. E quindi è un gioco di sguardi e quando cioè, ti prende quella cosa al cuore, quell'euforia ormonale, come cito nel testo, che è talmente forte che non riesci non a esprimerlo. E quindi è un rincorrersi tra uomo e donna e quindi è un'emozione che esplode proprio all'interno. Voglio farmi i fatti tuoi un attimo e vorrei sapere, ma la persona alla quale hai dedicato questo brano, ecco, cosa ha detto? Lo sa, lo sa, diciamo che ci siamo frequentati per un po', però insomma non è stato l'amore della vita, diciamo, però no, Però ti ha regalato Vertigine. sì, brava. Divento rossa. Sì, no, devo dirti che insomma ha dato un contributo alla stesura del testo a livello proprio emotivo, quindi lo devo anche ringraziare volendo perché vedo che insomma è partito bene e questa emozione vedo che arriva anche agli ascoltatori, che è la cosa più importante per un artista è emozionare la gente. Quindi... E noi ti ringraziamo tantissimo. Guardiamo proprio il video di Vertigine, ascoltiamo la canzone e ti aspettiamo presto anche in Sicilia. Ma guarda, non vedo l'ora. Grazie Ciao Alesia. a tutti.